Parliamo di zucchero, lo facciamo in occasione dell'assemblea dei soci di CoProB, la realtà più importante in Italia nella produzione saccarifera. Salutiamo ai nostri microfoni Claudio Gallerani, benvenuto Presidente. Allora, un'assemblea importante che ha sancito un desiderata, quello della nascita di questo distretto dello zucchero. Tante istanze, è stato un momento importante questa assemblea. Sì, abbiamo lanciato la necessità di fare sistema nell'agroalimentare italiano, crediamo sia importante per il settore bieticolo saccarifero, ma è importante per l'agroalimentare italiano andare con più forza verso una distintività, un valore che dobbiamo andare a ricercare nei nostri prodotti del territorio. Questo aiuta a dar forza e valore a un Made in Italy da ingrediente italiano, che è la grande distintività che ci ha portato l'Expo del 2015, che è stata l'esaltazione del Made in Italy. C'è stata unità di intenti anche dalle due parti politiche coinvolte oggi, gli assessori all'agricoltura di Emilia Romagna e di Veneto. Forse è mancata la politica nazionale a sancire quest'unità. Sì, purtroppo devo dire che il Ministro è stato preso all'ultimo minuto da un Consiglio dei Ministri che si è dilungato più del tempo che era programmato e non ha potuto esserci, però vorrà dire che sarà coinvolto in un prossimo incontro. Noi pensiamo di lanciare un altro grosso convegno per lanciare il distretto a fine campagna, dove chiameremo il Ministro a vedere le fabbriche in movimento e quindi a sancire questo passaggio del distretto. Tempo di bilanci, tempo di fare i bilanci e di capire qual è lo stato di salute dell'industria saccarifera. Le CoProB è un'industria molto forte, molto patrimonializzata, che in questi ultimi 2 anni si è bruciato un po' di risorse, ma abbiamo ancora un piano di investimenti molto forte e abbiamo ancora dei crediti verso lo Stato molto forti. Quindi noi siamo un'azienda che ha le potenzialità per crescere ancora molto, siamo più che raddoppiata negli ultimi 7 anni, pensiamo ancora di crescere tanto. Ricordiamo l'importanza della forma proprio cooperativa, Presidente. Se esistiamo ancora è perché siamo una forma cooperativa, perché siamo 6.000 imprese nel territorio, 6.000 imprese che vogliono competere e vogliono crescere. Oggi l'innovazione in agricoltura stravolgerà quella che è l'agricoltura classica, lo vediamo già negli elementi che abbiamo a disposizione, vediamo delle crescite che erano impensabili fino a poco tempo fa, quando non c'era questa nuova tecnologia e soprattutto questa nuova genetica che stiamo testando nei campi di sperimentazione, che stravolgerà proprio la coltivazione, il modo di produrre bietole e zucchero. Allora ecco, ricordiamo CoProB è l'unica realtà produttiva di zucchero 100% italiano, Presidente. CoProB dal 2016 sarà l'unica unità produttiva di zucchero e vorremmo produrre 300-330 mila tonnellate di zucchero ogni campagna. All'annuale assemblea di CoProB qui a Bologna incontriamo l'assessore Giuseppe Panna, assessore della Regione Veneto all'agricoltura. Benvenuto Assessore. Allora, un intervento che ha scaldato la platea per difendere proprio gli interessi di quella che è una coltura, la coltura bieticola molto importante per quanto riguarda l'agricoltura veneta. Sì, noi veneti insieme agli emiliani siamo i primi produttori della bietola, abbiamo una grande tradizione di produzione della bietola nei campi, ma anche una grande tradizione industriale con i nostri zuccherifici. In Veneto, dopo quello scellerato accordo del 2006 in Europa, è rimasto uno solo a Ponte Longo, in provincia di Padova. Abbiamo 13.000 ettari a bietola oggi, che insieme naturalmente all'Emilia Romagna fa sì che produciamo 140.000 tonnellate di zucchero a Ponte Longo e altrettanto a Minerbio. E quindi noi non possiamo permetterci per questa importante cultura, che tra l'altro, ricordo agli ascoltatori, un ettaro di bietole assorbe tanta anidride carbonica quanto un ettaro di bosco, e quindi è una cultura estremamente ecologica, una cultura che dà anche nella rotazione
assieme alle altre grandi culture estensive del nostro Veneto una pratica nuova. La terra pulisce la terra e quindi dà assolutamente un incentivo anche in questo caso ai terreni, e allo stesso tempo dà una grande produzione. Quindi noi abbiamo imprese agricole che devono stare sul territorio, produrre la bietola, produrre zucchero italiano, che tra l'altro oggi dovevamo firmare questo importante documento insieme al Ministero per il distretto, è rimandato, ma lo faremo a breve, in cui si prevederà che la grande distribuzione italiana, la grande agroindustria, più di 600.000 prodotti vengono fatti con lo zucchero, magari i cittadini non lo sanno, l'80% di quale viene importato dall'estero, e quindi noi abbiamo una grande filiera da ricostruire per dare un'opportunità nuova ai nostri imprenditori agricoli. Grazie a Giuseppe Pan, assessore regionale all'agricoltura per il Veneto. Grazie assessore. Grazie. Ai nostri microfoni salutiamo Dino Scanavino, presidente nazionale della CIA. Benvenuto Presidente. Oggi si parla di zucchero. Qual è il punto di vista del Presidente della CIA? Tanto buonasera, il punto di vista è quello che oggi abbiamo visto qui all'assemblea di Coprobi, una grande voglia di riscossa di un prodotto che è stato trattato veramente male dalla politica, è stato scambiato non si sa con cosa, si è cercato di chiudere definitivamente con lo zucchero in Italia. Invece l'esperienza di Coprobi, dei 6.000 bieticoltori e del sistema cooperativo industriale che è stato messo in piedi dimostra che ci sono ancora risorse umane ed energie per fare buono zucchero in Italia e per essere competitivi. Ecco, questo abbiamo visto oggi. Io devo dire che Confederazione Italiana degli Agricoltori è al fianco di questa esperienza e a disposizione totale perché il successo venga e sia sempre più evidente. Allora, un'esperienza virtuosa questa Presidente. Oggi forse è mancato il confronto con la politica nazionale. Non sappiamo se l'assenza del Ministro Martina sia dovuta ad impegni, ma proprio alla politica nazionale voi cosa chiedete? Certo, sarebbe stato meglio se ci fosse stato il Ministro, un dibattito più completo. Sono state rivolte tante domande che ovviamente sono rimaste inevase. Io credo che la politica debba avere di più il senso della strategia. Ci sono dei sistemi, io non li chiamerei né filiere né distretti, sistemi che devono tener conto di tutti quelli che li compongono, da quelli che sono alla base produttiva all'indotto che ci lavora, e quindi questi sistemi valutati nel loro insieme a volte sono molto più potenti di quello che si considera da una visione parziale. Bisogna allargare il punto di vista, andare in profondità, non trascurare mai nulla. Questo deve fare la politica. Ci ha raggiunti il direttore, lo salutiamo, Giancarlo Fontana di Coprobi. Benvenuto direttore. Allora, direttore, lei è l'uomo dei numeri, Coprobi è una realtà importante, diamo alcuni numeri per conoscere questa grande realtà della cooperazione. Bene, quest'anno 33.000 ettari di produzione di bietole per Coprobi, produrremo forse più di 300.000 tonnellate di zucchero, quindi numeri molto importanti, 6.000 soci, un po' meno di 6.000 soci sono il numero dei soci nostri. Quindi grandi numeri, grande valore, grande opportunità per il futuro, grande opportunità di valorizzazione, quindi di valorizzazione del prodotto, anche di aumento del prezzo del prodotto, di aumentare, di migliorare la dignità dello zucchero nel mercato. E in questo senso è importante anche la nostra storia, la storia di un'azienda, la storia dei suoi stabilimenti sarà anche un elemento valoriale. Quando penso a Ponte Longo, che ha ormai 110 anni di storia, mi hanno raccontato come arrivavano le bietole dal fiume, come venivano trasportate, come si trasformava lo zucchero, questo di per sé è già un elemento valoriale molto importante. Ecco, noi usciremo sicuramente quest'anno con il primo pacco di prodotto 100%, di zucchero 100% veneto. Questo sarà una novità, è un modo di essere ancora più italiani. Allora, un ulteriore
caratterizzazione, direttore, perché già lo zucchero è 100% italiano, lo andiamo a definire proprio in una determinata zona che i nostri amici da casa hanno visto, perché siamo stati a trovarvi qualche tempo fa a Ponte Longo, quindi un bel connubio questo tra l'Emilia Romagna e il Veneto, che fanno la prima realtà saccarifera nazionale. Certo, produrre, commercializzare lo zucchero 100% veneto vuole proprio essere quello di andare oltre l'italianità, essere ancora più italiani. Sarà poi anche uno zucchero un po' diverso, avrà delle caratteristiche particolari che si legheranno alla storia di quel zuccherificio. Quindi noi vogliamo emozionare il consumatore. Un prodotto alimentare è un prodotto che oggi è troppo, diciamo, è troppo vissuto come commodity, specialmente lo zucchero, ha una grande possibilità comunicativa in termini valoriale. Questo è il nostro percorso. Grazie a Giancarlo Fontana, direttore di CoProB. Oggi vi abbiamo dato i numeri dello zucchero italiano, della realtà più importante, appunto CoProB. Vi abbiamo dato anche una novità, uno scoop: arriverà lo zucchero 100% veneto. Rimanete con noi, perché per lo zucchero è tutto, ma Verde Nord Est continua.